Sì, siamo qua, sì. Ma che mi hai fatto prendere un colpo? No, ma siamo qua, siamo in diretta. Che tu vuol non hai dire? idea di quello che è successo. Ma che è successo? Ma è Signore, impazzito, non ragazzi? Ma si può iniziare così, Allora, non senza immaginate salutare? chi mi ha mandato un audiomessaggio, per me è un onore ed è una laurea. Un audiomessaggio. Mi sono laureato. Ti sei laureato? Laureato, Ormai, laureato in dialetto, laureato, come mi pare. Vogliamo salutare intanto, no? Non saluti neanche, direttamente così? Che mi inquadra e che ci guarda insieme. Poi saluto Lei. che ci fa venire Tutte bene. donne se telecamere. È lei. Tutte donne, ragazzi. Lei che fa il mio primo piano. Lei, tutte lei. La nostra Lui? dell'artrosi Lui è cervicale. maschio? Tutte femmine? E poi Cosa? Anica! Vabbè, Anica non può E mancare. chi è che ci toglie dai malanni? Ma lo zio Gianni, naturalmente, Ciao, zio Gianni. sempre lì. Adesso punto devo fermo. dire al mio pubblico che ieri ho avuto i dati Auditel. Sì? Abbiamo superato Canzonissima. Ma che è Canzonissima? Non lo so. Ma non esiste cosa più abbiamo Canzonissima, superato? è un programma anni Canzonissima. 80? No, c'è adesso, c'è di L'hanno nuovo, rifatto l'abbiamo di nuovo? superata. Abbiamo fatto 4.850.000 spettatori. guarda. Solo in Sicilia. Ma perché esageri? Solo sempre? in Sicilia, cioè Ma non è tutti i siciliani. possibile, ragazzi, Poi cioè, c'è la andiamo Calabria, fortissimo, la però. Calabria 2 milioni, la Campania 1,8 milioni. Ma ti dico cosa. Però la cosa più bella, ho ricevuto un audiomessaggio che tu neanche tu. Dai, da Dal chi? più grande dei pasticceri del mondo. Chi è? E chi è? Gino Massari? Brava! Dai, Gino Massari, figurati se pensa a te, Gino Te lo Massari, faccio sentire, dai. guarda, sì. Ciao Totino, sono Ingegno Mazzolari. Complimenti per la tua pasticceria, minchia è troppo bella, veramente. Io sono Ingegno Mazzolari. Ciao Totino. Meravigliosa, che ridi. Sei tu. No! Cretino. Gino Massari. Non può dire quella parola, Gino Massari. No, perché lui Chiaro. suo papà era siciliano. Lo possiamo risentire perché mi sembra di, capisci, di... Non lo mi so, ricorda la qualcuno. Regia, l'hai registrato? Regia, lo puoi rimandare per Ci favore? Ciao Totino, sono Ingegno Mazzolari. Complimenti per la tua pasticceria, minchia è troppo bella, veramente. Io sono Ingegno Mazzolari. Ciao Totino. Gino Massari, cioè Gino Massari ti manda un messaggio e ti dice io sono il Gino Massari, Esatto, ragazzi, perché non dai. l'avevo riconosciuto, vabbè, capito? andiamo avanti, Bellissimo, ragazzi, sono dai, commosso. guarda. E allora, sono- oggi proprio in tema di pasticceria, sono imbarazzata. oggi faremo Sì? la crostata con la crema al limoncello. La costata con la crema al limoncello. Dai, Totino, ma che Crostata. ricetta è? No, hai detto costata. No, ho detto No, hai detto costata con la Ho crema al detto- c'è la limoncello. registrazione, Dai, ho va detto bene essere innovativi, mischiare ingredienti, però dico dai, ma che c'entra la costata alla crema di limoncello? Cioè, dai. Semmai possiamo fare una crostata alla crema di limoncello, come ti avevo detto, te l'avevo detto l'altro Tu me giorno. l'avevi detto. Te l'avevo detto. Facciamo la crostata alla crema di limoncello e tu stamattina arrivi, facciamo la costata. Dai. No. Facciamo la crostata. La crostata alla crema di questa avevo limoncello, detto. dai, fai come ti ho spiegato. Qui- Fai qui- come ti ho spiegato ieri sera. Qui abbiamo la pasta frolla. Mettiamo lo spollo. Come ti ho spiegato ieri sera? Me lo sono dimenticato. Io le cose le ripeto una volta. Ripeto, Una volta. No, le ripetimelo. ripeto una volta. Peggio per te, le ripeto una volta. Ripetimelo. No, domani viene accompagnato. Ma che sei, ma a scuola sei? Scusami, ti Sì. dico le cose tu. Ti è successo qualcosa? No, allora iniziamo con elencare gli ingredienti, dai. E dai, Ingrida. Io devo elencare gli Sì, ingredienti. Ingrida. Allora, abbiamo olio di semi, Sì, farina, sì. cerotti. Che cerotti con la vaniglia. Sono cerotti, ragazzi. Vaniglia, dentro c'è la vaniglia. La vaniglia, vaniglia, bava di lumaca. Ma qual va di Roma con olio di semi? No, è questo l'olio di semi. E quello è aceto. Aceto nella crostata? Sì, Dai. nella crema. Ok, adesso che ho steso la pasta, Ok. la lascio riposare un poco. Bene. Però passiamo a fare la ricetta delle cialde, perché oltre alla crostata faremo le cialde. Due dolci? Dillo, cialde. Cialde? No, cialde. Ciualde. Le cialde. Le ciualde, come sono queste ciualde? Non lo sa dire, ti levi dalla mia camera. Ma no, ma voglio sentire Ti cosa levi dici. dalla mia camera. Ma se mi Non riguarda... lo sa dire perché lei non è nobile, per cui non sa dire cialde. È nobiliare. Rustica progenie, sempre certa fu. Ma smettila, dai. E Allora, facciamo, mettiamo gli ingredienti che poi faremo vedere chiaramente. Dove li Quindi, faremo vedere? li faremo vedere alla fine della puntata. Brava. O C'è vanno su
YouTube compaiono, o vanno c'è nella tutto, pagina. così, zoom, Mettiamo ingredienti. il Metti cerotto, metto la vaniglia e vado avanti alla via così. E andiamo avanti. A questo punto dobbiamo aggiungere a questo composto solo l'albume. L'albume però mi serve un'altra scodellina, che se no come faccio le divisioni? Giusto? E Aspetta, certo, c'è questa. fai che le mi piace. moltiplicazioni. Vai. Brava, bene, le dici belle. Quindi ti serve solo L'albume, che è il rosso, bianco, è giusto? l'albume, no? Bianco. Ecco, E voilà. ecco, Questo è chiaro che non buttiamo mai, Ma ma ci certo. servirà anche per fare la crema, altre cose. per cui non buttiamo mai niente. E andiamo a mettere the album Bianco. inside E aumentiamo? e aumentiamo. Faremo una bella pastellina che poi dovrà senza indicatore di aceto, dici, ma che c'entra l'aceto? È vero, proprio di aceto. L'aceto lo sai cosa dà? La croccantezza, la colorezza. Lo so, Non lo sai, dice che lo sa. naturalmente. Ora Vai. ti faccio vedere. È quasi pronta e la andiamo a mettere. Viene una specie di pastellina, giusto? Sì, una pastellina liquida, tu dici, ma come diventa cialda? Vabbè, chi non lo sa. Tu lo sai. certo. Lei lo sa. Eccola qui. Pronta. Ecco, pronta la nostra pastellina. Quindi 2 dolci, uno con crema di limoncello crostata e queste ciualde, abbiamo detto. Le ciualde, brava, ciualde le con ciualde. crema al cioccolato. Vedremo. Ma con la Nutella. Con la Nutella le fai? Con la Nutella. Ma quella è Nutella, scusa. Sì, guarda. No, ragazzi. Ma tu ci pensi questo impasto? Dici, ma com'è che diventa cialda? Questo, sai, non stupirò. somiglia un po' all'impasto della crepe? No, non c'entra niente. Ci sei Un vicina. po'? Ci sei vicina, però. Di aspetto un po'. A chi aspetti? No, di aspetto dico. Aspettami, non è che te ne puoi andare Di prima. aspetto, Mi devi quello. aspettare che finisco. Vabbè, ragazzi. Di No, aspetto. non dico niente, dico più Certo niente. che mi Basta, aspetti. basta. Ecco qua. E Ecco questa qua. la mettiamo qui. Vai. La seconda preparazione sarà la crema pasticcera al limoncello. Mamma mia, che bontà, ragazzi. Dici, guardami. Che c'è? Non lo so, Questo così. lo puliamo, ora come per magia tornerà pulito. Ecco. Abbiamo messo il pentolino e pensiamo a fare adesso la crema pasticcera Crema al al limoncello. Partiamo da Lecce? latte. Lecce. Che è lece? Spagnolo, latte. Ah, latte. Lecce. Vabbè. Lecce. Nel frattempo riporto la cosa pulita. Eccoci qua. Ecco qua. Metto la frusta bella pulita. Quindi E ci apprestiamo a fare la nostra Crema. pasticcera. 2 torli l'abbiamo, che li avevamo recuperati. ce ne servono altri? Altri 2. Altri 2, quindi 4 tuorli. Cretino. Vedi quanto sei? Guarda, Cretino. cioè, bello che l'hai Ma detto tu, mi serve un recuperiamo, coso per... Ma noi recuperiamo, Vabbè. che siamo riconosciuti come i più grandi recuperatori del mondo. Vai, Visto? ecco. Così. E un altro. E un altro qui. Questo qui, Quindi- aspetta che mi asciugo di hand. 4 tuorli. E mettiamo i tuorli qui. E dentro, inside così. Inside così. Quindi dentro che ci va? Le uova, Le uova. i tuorli. Poi che ci tuorli, va? La fammi farina? vedere. Ci va lo zucchero, mi dai lo zucchero? Eccolo qua. Lo mettiamo dentro e facciamo andare avanti la planetaria. Ah, quindi prima soltanto tuorli E e dobbiamo zucchero. schiumare abbondantemente, in modo che diventa bella e Schiumosa, schiumosa. Togliamo questi, li mettiamo qua. Ecco, Vedi che sta andando, lo vedi? ho visto. Guarda che bel colore sta diventando. E next point that sarebbe a questo in questo punto, momento. questo punto, mettiamo la maizena, ci può regare la maizena, ci può regare la maizena. Che stai facendo? Ma che c'entra con la maizena? Non te- Dai, Ma non no. ti ispira questa una maizena? No, per niente. Dillo, la maizena. Cioè, veramente, mi rifiuto. Ti rifiuti, vabbè, non lo sai quello che stai perdendo. Vabbè.
quando si dice la maizena. Quindi cosa gli hai messo? La maizena e ci vuole carità. La maizena e ci vuole carità. Ti piace? Abbiamo messo la Andiamo avanti, allora, dicevamo. Però ti è piaciuta la maizena, lo stai pensando? Da impazzire, però. Secondo me vorresti ballare. Bravi, dai. no. Fammi un passo. Lasciamo stare, dai. Poi che metti? Quando lo metti il limoncello? Ora, aspetta. And despite that, Sì. we put inside limoncello. Dai, mettiamo il limoncello adesso? Traduco. A questo punto mettiamo il limoncello. Minna che bello, minna che bello. Non c'era questo, non Cioè, l'hai detto. La rima ci va. Allora, Prendiamo il limoncello ed è il limoncello di Umberto Romano. e quindi di un certo valore, diciamo. È un buon limoncello, già ti devo fare sentire, guarda. Mamma mia, che odore di Ah, limoncello. che ce l'avete un bicchierino, ragazzi, No, nel frattempo? Dai, un pochino di limoncello. Mettiamo circa No. 40 grammi di limoncello, che più o meno siamo così, guarda. Più o meno siamo così. Andiamo a mettere così. Lo mettiamo inside. Ora tu mi devi sentire che profumo. Fammi sentire. No, senti. Mamma mia, ragazzi. Vuoi descrivere al pubblico che non sente? Mamma mia, Vuoi descrivere ragazzi, questo mamma profumo? mia, ma posso assaggiare? No! Dai, un pochino. No! E ora se ti viene un'espressione Allora, è un profumo. è da dirlo in dialetto, da siciliani, così. Mamma mia, come posso dire? Non lo Chiccia? so. Chicciauro, Chicciauro. meraviglioso. Chicciauro. Chicciauro. Adoriamo. Mamma mia, chicciauro, ragazzi. Ciao. La città oro. Ciao. Basta. Ci sta. Prima che cosa ci ho messo? Ci sta e hai messo che? Limoncello? No, e prima ancora? La maizena? La maizena. Posso fare la rima per consigli? Con maizena, dai, vai. No, consigli per i consigli. Allora, Dai. abbiamo usato la maizena, abbiamo usato il limoncello, consigli per i consigli. Ma dov'è la rima, scusa? C'è? Non c'è la rima. Io l'avevo fatto. Consigli per i consigli. Desi, Allora, regardi sì. Ora lo puoi assaggiare. ma questa lo è puoi crema assaggiare. pronta? No, questa è la base, non è crema pronta. Una base della Tu crema? assaggi tutto, invece. Lei assaggia pure l'issacciato, ciò che non si può assaggiare. Lo senti che c'è il limoncello? E poi c'è pure la Maizena. maizena. E andiamo a versare nel latte tiepido questo composto che abbiamo testé fatto. Pazzesco, eh? Allora, Guarda, mi dai la frusta, Desi? questa, eccola. A te. E cominciamo così, guarda. L'abbiamo fatta sciogliere dentro il Il latte, latte era caldo, non no? bollente, no, Tiepido. un po' meno che bollente. Un po' meno che bollente. E va ora bene. guarda che cosa succede, guarda. E qua c'è la nostra base che aspetta di ricevere la crema, che è Brava, quasi pronta. quasi. Quasi pronta. Dai, fai un recap. Allora, Fai un recap. per fare la cialda, quell'impasto lì, cosa abbiamo messo? Aceto, olio di semi, bianco d'uovo Vaniglia. e un poco di farina e la vaniglia. A proposito, mi dai 2 bustine di vaniglia e me le rompi qua dentro? Grazie. Dai che ci siamo, sbrigati che ci siamo. Più veloce che ci siamo. Dai, non è vero, si addensa, vai. Dai, non mi fare confondere. Allora, un'altra? Un'altra. Spegni. Mamma ragazzi, ma che crema è? Ma che crema vi ho fatto, ragazzi? Hai visto? Tutto suggerito da lei. Ma che crema vi ho fatto Non è oggi? niente vero. Niente, non ci Che credo crema? proprio. La signora Maria mi chiede, cosa ho messo quella polvere bianca? La maizena e tipo di carità. Siete scioccati? Stai assaggiando? Per la nostra crema? Siete scioccati o no? Trasferiamo in un contenitore freddo che ci favorisce il raffreddamento. È un po' calda. Mi dai la Marisa, se non ti disturbo che stai mangiando? Prego, Se non ti disturbo, sa per bruciare secondo me. Ti sei scottata, vero? per niente. Sì, secondo me sì, e sono felice di questo. Ma guardate che bella crema liscia che abbiamo fatto, ragazzi. Bella. Allora,
Allora, siccome abbiamo necessità che si raddensi un po', che si raffreddi un poco, io la metto in the congelator, Bene, in this way, così. la come se raffreddiamo fosse un una attimo. battita. A questo punto prendiamo la teglia che abbiamo precedentemente prendi la burrato teglia. per fare the crostat. This is the crostat. Pazzesco, eh? Facciamo così, 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 così. Mettiamo un po' di Spolvero. brava, così, e andiamo ad arrotolare Pazzesco, eh? in this way. Devo dirlo sinceramente, tutto lei mi ha insegnato. Bravo. Occhio perché questa è una base per crostata particolare. Sì, è una base per altezza, il prodotto è diviso in due. E andiamo qui. La tagliamo. potete trovare pronta nel reparto Vergogna. dolci da forno. Vergogna. Lì, dove sono Vergogna. confezionate quelle con la plastica di sopra. Dove ci manca 4 perché euro. l'abbiamo fatto un po' più bassa, aggiungiamo 50. così. C'è anche alla ricotta, Sì, alla torta al limone. il limone. Me lo dai lo spellucchiamo? Poi potete sempre dire l'ho fatta io. Non è che, cioè, dovete dire Come dove fa l'avete lei? comprata. Come fa lei? Capite? Dovete dire guarda che torto ho fatto Guarda che torta, ha fatto un torto, no? Una torta. e magari cambiate, la prendete un giorno alla ricotta, un giorno al limone, cioè proprio Eccoci pasticcere provette. Questa la mettiamo in attesa. Così. Cambiate la teglia, levate quella Aspetta, plastica. metti quello nel lavandino. Tesoro, cosa devo fare? Tolgo questo? Brava. Subito. Questa qui. E ora passiamo a fare Ci le siamo cialde. ragazzi, le cialde. Ecco, mi dai questo? E mi dai il pennello? Vi ricordate quell'impasto che avevamo fatto con l'aceto? Ecco, sì. Che c'era Ora poi facciamo l'aceto? vedere un paio di La cialde e maizena. le altre sì. Aceto, farina, albume, zucchero a velo. Basta, Basta. semplicemente E questo. là? E là, maizena. La maizena è tipo rigareta. E la maizena. Cioè, viene questo impasto così molto Cosa che colloso, facciamo? ma la metti così senza olio? Senza niente. Dai, non si appiccica? No. Com'è possibile? Guarda, ne faremo una sola. Facciamo vedere al nostro pubblico come si Io ho fa. fatto la crepe l'altro giorno, ho buttato la padella, ragazzi. Perché? Che si è talmente appiccicata che non... E poi diciamo che nel ripulirla... Guarda, ne facciamo una sola. Perché Pazzesco, tanto è inutile dirlo. Guarda, le guarda, abbiamo già spiega fatte. qual è la tecnica, spiega qual è la Guarda, vedi, tecnica. abbiamo dato questa palettata, ora si sta sbriconfedollando e mi dai una marisa. C'è Francesca, va bene questa? Va bene lo stesso. Dai, è simile. Secondo me è perfetta. Guarda. Dai, la Franci e girate la cialdina. Guarda. Dai. Ne facciamo una sola perché le abbiamo già Le ho preparate fatte già, prima. ragazzi, stamattina. E allora vi mettete lì piano piano, le girate, fate in modo di non farle attaccare nella E dimmi padella. poi come si fa per farla? La rotoli in questo, il coso del cannolo. Dai. Sono scioccato. Guarda, ci siamo quasi. Guarda che bella cialdina che ti ho fatto. Bene. Guarda. Bella, bella. Eh? Mamma mia, ragazzi. La tieni così, a raffreddare così, questo possiamo spegnere che non ci serve più e facciamo vedere che però noi le cialde le abbiamo già fatte. preparate, è giusto. Andiamo a completare la crostata. Dai, e abbiamo la crema al limoncello. Prendiamo questa bella pasticcera al limoncello. Buona. Mi dai la Marisa? Eccola. Grazie. E andiamola via così. Così e così. Penso che possa bastare. Ecco. Melius abundarem quam deficerem. E cominciamo a fare questa operation. Di lato non la metti? Sì, ora scende. Guarda, mi deve insegnare pure come si fa. Cioè io ho ricevuto il messaggio di Ginio e lei mi deve insegnare come si fa.
Cioè, hai capito che mi ha mandato un messaggio Dai, Eginio ma Massari? smetti, l'Eginio Massari. E non l'hai sentito poco fa? Egidio di Palermo era. E l'assaggi per vedere com'è venuta? Buona. Buona, grazie. E andiamo a preparare le nostre striscette. E via così. Buona, Bravo. E allora, dopo che abbiamo fatto le nostre trecce, che ci serve il tempo, mettiamo la crostata in forno, dopo che abbiamo fatto le trecce. Ecco. Adesso sai che facciamo? Facciamo vedere le cialde che abbiamo fatto, no? E mi pare dopo. Guarda che Bene, perfetto, Vuoi vedere come esce? Mamma mia, ragazzi, bellissimo. E si è cialdata. E allora, ora noi andremo... Stavo controllando la fattura. Mi dai la forbice? Eccola. Tagli. Bene. Mado. Cioè, Beh, ma bello. ma niente, guarda, una colata di Nutella. E che la Bene. Nutella si scioglie così perché... Bella, mettila un po' su. Questa è una puntata. E ora sapete che facciamo? Il tempo che prepariamo il tutto e ci vediamo col piatto pronto. A tra poco. A tra Dolci, poco. oggi puntata dolcissima. Eccoci qua. Ecco. Questo andiamo via, alla via così. Guarda che cosa. Questo è uno. Pazzesco. Aspetta. E mettiamo il piatto qui, così. E adesso prendiamo le merveilleuses chaldon. Le cialdine di Nutella, che possono comunque essere ripiene anche di crema, per esempio queste, no? Di tutto, pure di prosciutto e mozzarella. No, dai, prosciutto e mozzarella no. E questo è qui. Allora, Adesso- mi taglieresti una fetta di quella? Io comincerei da lì. Nel frattempo No, prendi il comincerei da piatto, sistema, insomma, Aspetta, vai. i tovaglioli te li Portati ho avanti, i portati. tovaglioli sono qua. Qui, aspetta che arrivo. Ok? Io intanto ho preso il piatto. La Desi si assaggia questo bel... Scusa, vuoi mordere appena finisce? E allora? Com'è la croccantezza? Giusto sul lato sbagliato la musica, ma come fa? Certo, è sbagliato, ma come fa? Ecco qua, prendi. E questa la possiamo togliere. Passiamo al prossimo assaggio. Passiamo al prossimo. Prendiamo un coltellino, prendiamo un palettino e andiamo a tagliare. È ancora fresca, eh? Posso mangiare con le mani questa, secondo No, te? non tiene perché è troppo fresca, Fammi l'abbiamo vedere. fatta adesso. Non tiene, ascoltami, abbi fede. Magari la punta così. La tecnica è questa, la punta in maniera da bilanciare Com'è l'abbilanciamento? e poi prendete, vi supportate così con una forchetta. Io non la sopporto più, non la sopporto. Io tanto non mi fa La senso. crostata si mangia con le mani, Posso ragazzi. mordere pure io, tanto per me è uguale, posso. Ma stai scherzando? Vabbè, alla prossima, Buona, ci siamo visti. Ma io perché non devo assaggiare? Crostata al limoncello. Per la frolla, 330 g di farina 00, 165 g di burro morbido, un uovo intero, 2 tuorli d'uovo, 130 g di zucchero semolato, un cucchiaino di estratto di vaniglia, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale. Per la crema,
mezzo litro di latte, 4 tuorli, 180 g di zucchero, 50 g di farina 00 o maizena, 40 g di limoncello, le cialde 50 g di farina 00, 50 g di zucchero a velo, 50 g di olio di semi, 10 g di aceto, 2 albumi, un pizzico sale, vaniglia, quanto basta.